Allora, tornando un po' al discorso, anzi no, avevo interrotto la parola a lei, Presidente, dopo lì la ripassa. Che sta dicendo? Diciamo che la strada che è stata intrapresa da parte dei comuni, in particolare in Veneto, questo lo voglio dire per inciso, perché per esempio l'esperienza che sta maturando sulle fusioni, e devo dire che qui abbiamo trovato una sponda fondamentale della Regione su questa cosa, che ha approvato la modifica per quanto riguarda la percentuale dei partecipanti ai referendum che devono essere svolti per le fusioni sul piano degli territori coinvolti. E credo che siamo non solo virtuosi sul piano dei bilanci, siamo la regione che riceve meno contributi e trasferimenti per quanto riguarda i comuni di tutta Italia, siamo la regione che ha minore indebitamento sul piano complessivo rispetto agli altri comuni, dicendo. Abbiamo anche intrapreso questa via delle fusioni con località molto importanti, non Cioè solo quello di che comuni. diceva appunto l'esempio di un piccolo Ma quella comune. quella è una esperienza di unione che c'è sul territorio veneto già da anni. Ma in altre regioni non c'è. La fusione è un passo così complicato e difficile perché ti Sì. sembra quasi di perdere il riferimento del L'identità. campanile, l'identità, invece non è assolutamente vero, anzi può essere il motore per incrementare la propria immagine, per far viaggiare molto meglio le cose che sul piano locale hanno un valore che va al di fuori del territorio comunale. Pensiamo alla fusione che sta intraprendendo tutti i 4 comuni della Valpolicella, no? Dove hanno un brand straordinario che è il vino, che è l'Amarone. Certo. E il presidente dell'ANCI, il sindaco Danegro, che è convintissimo di questa strada, ha individuato quelli che sono i criteri di beneficio che ha la comunità, oltre che i risparmi per quanto riguarda il sistema organizzativo, migliori servizi e via dicendo. Stiamo parlando di comuni che hanno 15-17 mila abitanti, quindi non comuni piccoli. Quindi bisogna che andiamo oltre. Allora, i comuni in Veneto in particolare stanno percorrendo questa strada e anche in modo molto convinto e veloce. Cittanova Polesine, 6 comuni della provincia di Rovigo stanno facendo questo percorso, comuni nel Bellunese, Castellavazzo Longarone, nel Trevigiano, cioè ci sono ormai degli esempi virtuosi che fanno sì che le autonomie locali, i comuni in particolare, abbiano preso a cuore veramente con dedizione il principio di risparmio, razionalizzazione della spesa, migliore organizzazione per dare migliori servizi. No, ma infatti Noi adesso ad vorremmo vedere esempio lo abbiamo... Stato che si cimenti seriamente su questo Infatti, piano. no, ma la cosa, prendendo l'esempio vostro, peraltro Rovolon ha una sua ubicazione, Saccolongo è un po' più distante, quindi anche questo è il discorso, non è che sono appiccicati, ma io sto pensando, anche se immagino dicendo questa cosa, trasalgano gli abitanti, e vabbè, e facciamo il paradosso. Padova ha appiccicato ormai appiccicati tutti i comuni della fascia. Certo. Cioè, facciamo l'esempio di Selvazzano che è diventato enorme, ma è attaccato ormai a Padova, quasi prima cintura è si una grande interseca, città. lasciando stare Abano e Montegrotto perché sono realtà forse termali, hanno una connotazione, però anche lì hai Abano e Montegrotto che sono intersecate ormai l'una con l'altra. E allora uno può dire, visto dal di fuori, uno straniero che viene in Italia, io lo parlo perché ho parlato con un sindaco di una grossissima città straniera della Germania, e lui ha detto, ma perché il comune di Padova non fa comune unico con tutti questi qua che ha indicato, che sono una appiccica, lui diceva, ma la casa quasi è di confine, ed è vero, e Montegrotto Abano non fa, e ne ha indicati un altro, cioè proprio guardando la cartina geografica e percorrendoli. In una strategia diversa, ovvio, non del campanile, cioè perché è ovvio che il cittadino di Selvazzano che si è scelto il suo sindaco giammai vorrebbe stare con Padova, dove magari non condivide le politiche, però forse è vero che in un'ottica diversa questo comporterebbe un risparmio, cioè è indubbiamente vero, soltanto che per noi è molto difficile attuarlo. Purché questo poi si attui ai grandi livelli, perché siamo stufi che vadano a toccare sempre i piccolini e che a livelli alti ministeriali invece abbiamo il disastro. Diciamo, ecco, questa strada... Cioè, le ho fatto un esempio per dire. Sì, no, ma è un esempio che calza, tra l'altro è attuale non solo come esempio, ma come percorso sul piano, diciamo, amministrativo. La città metropolitana darà questa infatti volevo arrivare a dire che senza duplicare le funzioni. Cioè, noi non avremo più la provincia, ci sarà questo nuovo organismo che avrà poteri e funzioni maggiori, forse la regione qualcosa dovrà perdere, ma è anche giusto perché la gestione amministrativa spetta per il principio di sussidiarietà a un ente che sta sotto di te. E organizzerà meglio tutta una serie di servizi che non dovranno più fare i comuni,
Quindi lì non serve neanche perdere l'identità del campanile, per capirci. È un Certo, si riferimento. avrà andare. Ma voi come la vedete questa cosa, Sindaco? Intende dire sulle fusioni proprio? Sì, o creare città metropolitane. Sì, nel senso, ripeto sempre quello che ho detto prima, noi facciamo tutto quello che può essere positivo per la razionalizzazione, eccetera, però vogliamo, uno, avere qualcosa in cambio, perché di fatto Ecco, non è che ci certo. tagliano, ci massacrano, ci obbligano a stravolgerci e poi comunque rimane tutto com'è, se non peggio. Vogliamo comunque vedere dei cambiamenti, delle svolte epocali, non solo per noi, ma in genere per l'organizzazione dello Stato, che ricada di fatto alla fine sui cittadini, cioè deve avere un beneficio il cittadino finale. Bravissima. Che è E l'utente. allora, a fronte di questa insoddisfazione che ha scatenato, appunto si diceva fuori onda, lo sciopero dei trasporti pubblici, che secondo me tutta la reazione a volte sono sproporzionate rispetto al fatto, Certo. a volte, ma è quello il fatto, quando tu vivi, come diceva lei giustamente, in una situazione di insoddisfazione, anche qua una delusione per molti, c'erano delle speranze, l'ennesima delusione, perché poi alcuni riponevano speranze nel governo tecnico, deludente, e nel governo di qua, nel governo, sempre delusioni, poi alla fine c'è la stupidaggine e dalla stupidaggine viene fuori un fuocone. Certo. Voi manifesterete o tutto sommato nel vostro siete soddisfatti e ravvedete un passo avanti? Voi lei come rappresentante dell'ANCI, quindi Allora, mi faccio anche portavoce di comuni più grandi, sì. poi chiedo anche per Rovolon, per i comuni più piccoli, leggo anche il messaggio: a Rovolon l'erba tagliata, i lampioni sono accesi, funziona tutto, grazie a questa amministrazione, bravo sindaco. Insomma dai che ha avuto il riconoscimento. Allora, ricordo solo per un inciso che il Veneto è stato promotore della prima manifestazione dei sindaci che sono andati a Roma È quello con che la volevo dire, fascia. bravissimo, infatti, Ecco, ricordiamolo. perché avevamo delle istanze rispetto a una condizione di diversità, come dicevo prima, sul piano del trattamento dello Stato nei confronti dei comuni veneti, trasferimenti e via dicendo, per cui noi abbiamo iniziato le battaglie facendo sul serio. Oggi stiamo raccogliendo alcuni frutti, perché indubbiamente questa legge di stabilità sta andando nella direzione dell'autonomia. Certo. Prossimo anno dovrebbero essere erogate una parte di risorse rispettando anche alcune parti dei costi standard, circa il 20% da quello che si è capito, però questa sarà una definizione tecnica che deve essere anche concordata con ANCI. Diciamo che noi abbiamo manifestato duramente negli ultimi anni, abbiamo fatto 3 manifestazioni nazionali l'anno scorso, 2 anni fa e via dicendo. Siamo andati dal Presidente della Repubblica, abbiamo ricevuto qui in Veneto ministri, sottosegretari proprio per discutere e renderli edotti di quella che era una condizione, diciamo, di difficoltà. E credo che però oggi ci sia l'esigenza anche da parte nostra di puntare su alcune questioni. La prima è di creare tutte le condizioni possibili perché riparta l'economia, perché si diano posti e si creino posti di lavoro, e questo ovviamente per il piccolo, per cui noi possiamo essere non solo partecipi ma attori veri sul territorio, va ricercato in tutti i modi. E una delle condizioni è quello di allentare il patto di stabilità, o meglio toglierlo, per quanto riguarda almeno la spesa degli investimenti che riguardano i soldi che noi abbiamo accantonati, perché non sono soldi dello Chiarissimo, io lo interrompo perché c'è una telefonata in attesa. Pronto? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? La provincia di Venezia, sono Augusto. Sì, dica. Signor Dalla Augusto, provincia di Venezia, signor Augusto, sono abbassi il volume Sì, e parli scusami, direttamente scusami. al telefono. Scusami. Niente. No, vedevo prima il telegiornale e stavano trasportando le bare di quei poveretti che si sono annegati là vicino a Lampedusa. Erano tutte numerate. Ma allora mi sorge un dubbio. Com'è che fanno a stabilire quando arrivano gli immigranti qua, se sono rifugiati politici, se sono banditi, persone corrette o cosa? Da cosa lo deducono, da cosa lo vedono? Visto che là hanno scritto i numeri e non hanno detto che quel signore era così, quella signora era colà o via discorrendo. Certo. Se lo invitano al momento, partono già dal loro paese che è un rifugiato politico che scappa, che è un delinquente, che cosa, che come. Come fanno?
Sì. È solo una curiosità. Grazie, grazie, è chiarissimo. Giustamente il cittadino Sì. dice adesso noi avremo queste persone che vengono dette come profughi, rifugiati politici, però c'è Allora- buona accoglienza purché siano persone oneste, come si fa a saperlo? Allora, Anche lì. Proprio alla luce dei soldi che serviranno. come anche. fa la polizia di Stato piuttosto che i carabinieri dicendo quando ferma una persona lo identifica, sapere se questo è un clandestino, se è recidivo o meno? Allora, le persone che entrano in Italia normalmente da, tra virgolette, clandestini, Lampedusa piuttosto che in altre parti del paese, perché anche dalle nostre frontiere qui vicine entrano clandestini, quando vengono fermati vengono identificati, gli fanno una foto, ovviamente se hanno documenti li registrano, via dicendo. Quelli che non hanno nessun documento sono le loro dichiarazioni, però c'è la foto e normalmente credo venga presa anche l'impronta digitale. Allora, quelle bare hanno un'identificazione numerica, ma dietro il numero c'è ovviamente che ci sarà sicuramente un soggetto alto, via dicendo, una registrazione diciamo della persona. E è evidente che quelli che ritornano in Italia, che sono stati identificati e quindi sono presso l'anagrafe dei CIE in genere, no? Centri di identificazione o delle questure, sono persone che sono riconoscibili. Ovviamente molti si muovono clandestinamente, magari hanno anche qualche documento che è falso, perché se sono identificabili con la stessa diciamo, caratteristica con cui sono stati identificati, nome, cognome, provenienza, sono facilmente riscontrabili negli archivi. È evidente che però ciascuno teoricamente quando viene fermato una volta viene anche identificato. Ed è per questo che molto spesso sentiamo la notizia, persona che viene espulsa, che è la terza volta che viene espulsa e portata accompagnata. Quindi c'è un criterio di identificazione. C'è un criterio di identificazione. Benissimo, sempre. noi siamo arrivati fuori tempo massimo. Allora ringraziamo la nostra sindaca Grazie di a essere voi. stata qui con noi, Comune di Revolonga, ho ricevuto anche i complimenti da parte penso di un concittadino, comunque una persona che ha visto il comune, ringraziamo il nostro vicepresidente e speriamo di averlo ancora entrambi ospiti. Abbiamo affrontato questo capitolo, è complesso, è difficile, ma vista anche l'urgenza di certe tematiche, le pressioni che giustamente anche i nostri telespettatori ci fanno, era importante affrontarlo. Lo riaffronteremo insieme naturalmente. Io auguro loro un buon lavoro, naturalmente. Grazie. Come Grazie. riusciranno a farlo, a voi un buon proseguimento e come sempre noi ci troviamo lunedì.